Si era fatto crescere la barba ed indossava abiti tradizionali, ma il cambiamento che negli ultimi 2 anni aveva caratterizzato un 32enne albanese residente a Villorba era anche caratteriale e comportamentale sia in famiglia che sul posto di lavoro. A casa l'uomo aveva cominciato a maltrattare la moglie e la figlia, costringendo la donna a frequentare la moschea e ad indossare solo abiti da lui ritenuti adeguati alla religione islamica. I frequenti litigi tra coniugi erano sfociati anche in scenate del marito davanti al luogo di lavoro della donna, comportamenti che avevano portato anche all'emissione da parte del Tribunale di Treviso di un'ordinanza di custodia cautelare per atti persecutori, cui seguì una sentenza di condanna, e proprio questo ha fatto sì che il questore di Treviso abbia disposto la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente espulsione dall'Italia del 32enne. La fattispecie che è stata autorizzata per disporre la revoca del permesso di soggiorno, che è il provvedimento che è stato adottato, appunto quello degli atti persecutori nei confronti della moglie e della figlia. Una radicalizzazione che aveva fatto sì che l'albanese finisse nel mirino anche degli uomini della Digos di Venezia per le sue frequentazioni in ambienti del fondamentalismo islamico. Radicalizzazione supportata dai comportamenti del 32enne in famiglia, ma anche sul posto di lavoro, dove l'albanese rifiutava di relazionarsi con colleghe donne fino ad arrivare a dimettersi. Ieri sera l'albanese, con un volo per Tirana, è stato rimpatriato ed è un provvedimento importante anche per la valenza che ha per le donne che vivono nel contesto sociale del nostro paese e, promette il questore, lo stesso metro verrà utilizzato per altri casi analoghi. Invitiamo anche le donne a segnalare al nostro ufficio, alla questura, al commissariato, alle forze dell'ordine in genere, le vessazioni di cui sono vittime anche, purtroppo in questo caso, come abbiamo visto, anche in ambito familiare.